Vicenza, città straordinariamente bella, bellissima, praticamente incantevole. Chi la conosce, chi la vive lo sa, ma la sfida è rilanciare il salotto rinascimentale del Palladio con la sua cornice prealpina nel panorama turistico internazionale. Che Vicenza è bella, questo lo si sa e lo si può anche riscontrare anche dai flussi che noi abbiamo. Noi puntiamo a far sì che ci sia un turismo leggermente più stanziale. Le idee ci sono, il progetto anche, e tutto nel protocollo d'intesa sul turismo proposto da Confcommercio e firmato oggi dal Comune di Vicenza. Pochi punti ma chiari. Verrà creato un sito web con informazioni su eventi, palazzi, musei e poi saranno realizzati circuiti turistici con itinerari brevi per facilitare la visita della città. Ricordiamo la rotonda in periferia, Villa Ainani con il ciclo tiepolesco è in periferia, ma quindi anche con questi collegamenti aumentare la possibilità di visitare meglio Vicenza senza fermarci soltanto per vedere i due gioielli che sono Piazza dei Signori e dall'altra parte il Teatro Olimpico e il nostro Museo Chiedicati. A questo scopo verranno create nuove zone wifi gratis nei luoghi più turistici, ma verranno anche mappati e digitalizzati i principali monumenti della città per effettuare un tour virtuale su smartphone, tablet o computer. Ci saranno investimenti sempre maggiori su eventi attrattivi come la Notte Bianca, Cioccolandovi, V-Wine, la Festa della Musica o Vicenza in Festival. E ancora verrà attrezzata un'area sosta per camper servita da bus navetta. La volontà dell'amministrazione è quella assolutamente di dotarci finalmente di un'area camper attrezzata. Ci saranno delle regole da rispettare, ci sarà una vigilanza ferrea e quindi non ci sarà alcun problema di sorta sotto quel profilo. Il turismo va rilanciato e sostenuto, anche con una guerra, quella che Comune e Confcommercio hanno dichiarato alle strutture abusive che fanno concorrenza sleale. Ovviamente però sarà necessario anche affrontare la crisi economica che ha spento tante vetrine in città, che andranno allestite con pannelli e teli pubblicitari, evitando così buchi neri. Per rilanciare il commercio sono previste agevolazioni sui tributi locali per i proprietari che affittano locali chiusi, ma c'è di più, un servizio per i clienti che fanno shopping. Al Park Fogazzaro verrà creata una postazione dove far recapitare gli acquisti effettuati nei negozi del centro storico. Sicuramente siamo una città che deve uscire dai confini regionali e nazionali, deve pensare in grande, abbiamo un patrimonio architettonico importantissimo, noi stiamo lavorando molto sulla figura del Palladio e del suo patrimonio e sarà questo il punto chiave anche per i prossimi anni dal punto di vista culturale.